Molte volte il contrasto alla violenza sulle donne è più uno slogan che una politica costruita sul territorio e in maniera capillare. La Regione del Veneto da troppi anni investe risorse insufficienti che non sono state in grado nel tempo di potenziare la rete territoriale. Oggi su questa rete già provata da anni e anni di sottofinanziamento c'è la grande scure della nuova intesa della Conferenza Stato-Regioni che per i parametri che prevede come requisiti minimi richiesti per essere accreditate come centro riconosciuto, tra i vari ce ne sono alcuni che sono davvero inapplicabili nella rete della nostra regione, a partire primariamente dalla necessità di avere un call center con l'apertura garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi già la situazione è molto delicata, già c'è un'incertezza pesante rispetto a questi requisiti nuovi introdotti. Ciò che lascia davvero basiti è il silenzio della Regione del Veneto e dell'assessore Lanzarin. L'intesa è stata siglata nel settembre del 2022, esploderà i propri effetti diretti al marzo 2024. Ad oggi non è dato sapere, uno, quali sono le intenzioni della Regione e dell'assessore Lanzarin, due, quale sarà la sorte della stragrande maggioranza dei centri antiviolenza e delle case rifugio della nostra Regione che non saranno in grado di adempiere a tutti i requisiti richiesti contemporaneamente. Io credo che se vogliamo davvero fare una campagna che sia a favore delle donne che hanno subito violenza, dobbiamo essere anche coerenti nell'adottare politiche efficaci ed efficienti in questo senso. Una delle priorità di questa regione deve tornare ad essere il valore delle donne all'interno della società, la loro tutela e la capacità di garantire a queste donne che hanno subito un dramma nella loro vita come un atto di violenza fisica, psicologica, di avere una speranza di poter tornare ad essere finalmente libere. Questo è un dovere che il Partito Democratico assume come prioritario nella propria agenda politica. Si chiede sempre di più a case rifugio, centri antiviolenza, a tutta la rete di supporto delle donne, ma non si danno risorse adeguate. Pensiamo che l'investimento di 1 milione di euro da parte della Regione rimane lo stesso negli anni. La nuova intesa Stato-Regioni chiede però requisiti ulteriori, in particolar modo un servizio H24 di call center che, se confermato, metterà in crisi l'intero sistema delle nostre strutture di accoglienza. Chiediamo che ci sia un maggiore investimento, una maggiore attenzione per tutto questo mondo di servizi, di presenza, di supporto competente alle donne che messo in rete è il vero valore della nostra regione. Parliamo di 26 centri antiviolenza, 28 case rifugio, 38 sportelli che non solo devono essere visti e considerati, ma devono essere potenziati nella loro forza, perché questo permette alle donne di denunciare e questo permette ai centri di programmare, una parola chiave per chi fa prevenzione, per chi fa tutela e per chi fa accoglienza. Servono risorse, presenza della Regione e serve anche risolvere i dubbi e le perplessità e le criticità di questa intesa Stato-Regioni che sta mettendo in preoccupazione e in subbuglio giustamente un intero sistema di accoglienza.